Jason Sands è un personaggio relativamente recente nell'arena dei cosiddetti whistleblower UFO-UAP. Si presenta come ex membro delle forze armate statunitensi, con ruoli legati all'intelligence, che avrebbe avuto accesso a programmi segreti Black Budget, basi come la base di Nellis, l'Area 51, esperienze con esseri non umani e dunque rivendicazioni che, se vere, avrebbero implicazioni enormi, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per la nostra comprensione del fenomeno UFO. Le sue storie sono emerse in podcast, interviste, documentari e nella comunità UFO-UAP. La narrazione che Jason Sands offre parte da esperienze personali fin dall'infanzia, in cui sostiene di aver visto UFO o fenomeni inspiegati, per poi culminare nella sua presunta assunzione in un programma militare classificato. In questo contesto dichiara di aver partecipato a missioni legate a osservazioni, crash, incidenti di oggetti non identificati e al contatto diretto con esseri che definisce non umani. Afferma che in tali eventi ha visto biologici non umani, che questi esseri possano comunicare telepaticamente, che ci siano stati momenti di missing time, periodi in cui la coscienza cosiddetta ordinaria non registrerebbe coscienza nel tempo o memoria, che ha osservato interferenze a livello tecnico, radio, sicurezza, controlli, eccetera, quando certi fenomeni diventavano troppo vicini o nei momenti di maggiore osservabilità. Uno dei punti centrali delle sue dichiarazioni riguarda un programma segreto di lungo periodo durato decenni, secondo lui, che coinvolge strutture come Area 51 e Nellis, con risorse riservate, livelli di accesso molto controllati, operazioni che superano la normale catena di comando e l'esistenza di filmati. Prove fisiche, biologiche e tecnologiche sequestrate o nascoste. Jason Sands sostiene che ci sia stata in un'occasione una richiesta da parte di un essere non umano, di materiale metallico, comunicazione che non era verbale, ma telepaticamente mediata, esperienze che superano i normali limiti dell'esperienza militare standard. Alcune affermazioni sono particolarmente provocatorie. La rivendicazione di essere stato espulso dal programma o rimosso dopo che certe cose divennero troppo reali. La presenza di entità di cui lui dice che non avevano orecchie, con occhi grandi, caratteristiche fisiche insolite, che in certe missioni gli altri membri del convoglio o del team sembravano entrati in uno stato alterato. Questi aspetti evocano un misto di testimonianza diretta, percezione soggettiva e narrazione, dove il confine tra ciò che è esterno, fenomeni osservabili, e ciò che è interno, percezione, coscienza, memoria, può diventare sfumato. Nell'inchiesta The Program, condotta in collaborazione con James Fox, Sands assume un ruolo importante, come chi afferma di portare una testimonianza di insider, che se verificata potrebbe cambiare il consenso su molti argomenti: l'origine degli UAP, la trasparenza governativa, la struttura di programmi militari segreti. Tuttavia, e qui la questione diventa spinosa, le affermazioni di Jason Sands non sono state corroborate pubblicamente da prove indipendenti o verificabili, almeno per ora. Mancano documenti ufficiali accessibili che attestino che lui abbia svolto i ruoli che dichiara, che le missioni, gli incontri, le entità siano stati confermati da fonti militari o che esistano rapporti declassificati che supportino le sue descrizioni in modo credibile. Le affermazioni su materiale biologico non umano, missing time, comunicazione telepatica, eccetera, rientrano in un ambito in cui il racconto soggettivo è centrale e difficilmente verificabile con metodologie standard. Ci sono varie interviste, podcast, ma spesso senza allegati pubblici di tipo documentale, foto, rapporti declassificati, testimoni indipendenti. Tra le critiche ci sono quelle che provengono da comunità scettiche, che mettono in discussione la credibilità del narratore. Alcune discussioni online lo accusano di mescolare elementi fantastici,
Lo accusano di utilizzare narrazioni tipiche della cultura UFO e fantascientifica, oppure si interrogano su possibili motivi psicologici, errori di memoria, confabulazione, oppure sull'eventuale uso di storytelling potenziato per ottenere attenzione mediatico-commerciale. Alcuni lo mettono sullo stesso piano di altre figure con storie simili, whistleblowers che reclamano contatti alieni, missioni segrete, entità non umane, ma che faticano a produrre prove verificabili. Un'altra cosa da considerare è la proporzione tra ciò che è affermato e ciò che può essere testato. Per esempio, la presenza fisica di oggetti metallici può teoricamente essere verificata se esistono campioni, analisi, catene di custodia. Le affermazioni su conversazioni telepatiche, su stati alterati di coscienza, su percezione soggettiva, su entità che appaiono e scompaiono rientrano in un ambito in gran parte soggettivo, dove le verifiche diventano molto complicate. È utile considerare che il fenomeno UFO-UAP ha guadagnato, in questi ultimi anni, maggiore legittimità da parte di enti governativi, media, ricerca accademica. Spinta da richieste di trasparenza, da eventi navali ed aeronautici monitorati con sensori sofisticati, da segnalazioni militari declassificate o parzialmente divulgate. In questo contesto, affermazioni come quelle di Jason Sands attirano attenzione perché si collocano all'estremo del racconto. Sono talmente straordinarie da richiedere un livello molto alto di prova per essere accettate nel discorso scientifico. Alla luce di ciò, se si dovesse fare una valutazione da mentore scienziato, ci sarebbero vari criteri da mettere alla prova. Primo, la credibilità personale, il background di Sands, registro militare, documenti che confermino la sua posizione passata, la presenza di prove materiali affidabili, foto, video, reperti, testimonianze indipendenti. La coerenza interna del racconto, assenza di contraddizioni, la possibilità che alcune affermazioni possano trovare spiegazione in fenomeni noti. Psicologia, neurologia, fenomeni atmosferici, malfunzionamenti elettronici, allucinazioni, eccetera. Infine la trasparenza sulle fonti. In parallelo viene la questione dell'impatto sociale. Le storie di Jason Sands alimentano la speranza di una divulgazione governativa maggiore, spingono media, podcast, documentari, forum a discutere. Sono un catalizzatore. Anche se non tutto è verificato, il semplice fatto che qualcuno affermi certe cose invita a far pressione perché vengano aperti archivi, declassificati rapporti, fornite informazioni e perché magari la comunità scientifica guardi non solo con scetticismo, ma con mente aperta. In conclusione, Jason Sands rappresenta un caso esemplare del moderno whistleblower UFO, qualcuno che afferma di aver avuto accesso a cose straordinarie, di aver visto testimonianza non solo visiva ma anche sensoriale, tecnologica, biologica. Se le sue affermazioni fossero dimostrate, cambierebbe parecchio nelle nostre conoscenze del fenomeno UAP, ma finora rimangono principalmente nella sfera del racconto personale e dell'affermazione non verificata. Per un approccio scientifico serio sarebbe necessario un'indagine rigorosa, verifica documentale, raccolta di prove fisiche, testimonianze multiple, controllo delle memorie, delle possibili contraffazioni o errori, eccetera.